Intenso lavoro dal fuoco del comando di Pordenone verso l'1:30 il distaccamento di Maniago con due automezzi e un terzo mandato dalla sede centrale di Pordenone è intervenuto per un incendio che ha coinvolto un vano esterno al piano terra di un condominio Ater in via Giovanni Pascoli a Maniago. I pompieri hanno scongiurato il propagarsi delle fiamme e il resto della struttura. Nel secondo incendio, i vigili del fuoco del comando di Pordenone, verso le 4:25, con la prima partenza e il supporto dell'autobotte per un altro incendio di un deposito attrezzi di una pertinenza privata in via Piccola a Pordenone. Anche in questo caso il pronto intervento ha evitato il coinvolgimento degli edifici attigui. In entrambi gli eventi le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le aree interessate ed effettueranno i rilievi di polizia giudiziaria per stabilire le cause degli incendi.